Vi do una notizia in anteprima che non sanno neanche i giornali, è arrivata ieri e siccome ce la meritiamo ve la dico. Mi è arrivata ieri dalla Corte Costituzionale la comunicazione, quindi la sapete voi, non la sanno i giornali, che il 28 di aprile ci sarà il giudizio avanti alla Corte Costituzionale sulla legittimità o meno della legge 16. Saremo presenti, il biglietto che ci è stato comunicato è scritto Governo della Repubblica Italiana, Regione Veneto, Indipendenza Veneta. Questi sono i tre. Ovviamente la nostra posizione, sapete qual è quella di andare davanti alla Corte per dire con garbo, con le dovute modalità, ma con determinazione e convinzione che loro non hanno competenza a decidere su un diritto di voto che ci spetta comunque. Questa è una scelta audace, sappiamo già che sarà bocciata, quindi non illudiamoci. Però è importante che glielo diciamo là, in quel posto, e glielo diremo come Indipendenza Veneta in quel posto, e come per loro dissacrare l'altare sacro dell'articolo 5 dell'unità e indipendenza dell'Italia, laddove non vorrebbero neanche sentirci comunicare nulla sul punto, quindi glielo diremo là. E se sarà bocciato abbiamo altre idee, abbiamo altre iniziative che non tarderemo poi a mettere in atto. Quindi siamo forti, siamo sereni, siamo convinti di andare avanti su questa strada. L'udienza è fissata il giorno del prossimo 28 aprile. La Corte Costituzionale ha deciso. Quella è la data in cui si esaminerà la legge regionale per indire il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. Un'udienza la cui tempistica arriva in piena campagna elettorale per le regionali. Un paio di settimane prima del 17 maggio, la chiamata alle urne per scegliere il prossimo presidente del Veneto, il che quindi presumibilmente riporterà la questione indipendenza nell'agenda dei partiti Lega Nord in testa. La legge regionale in questione, la 342, è stata impugnata dal governo Renzi, che pensa sia incostituzionale, e quindi ora la palla passa alla Consulta, che il 28 aprile ha invitato a comparire innanzitutto le due parti in causa, ovvero l'Avvocatura dello Stato e la squadra dei giuristi a cui la Regione del Veneto ha affidato la propria difesa. Ma ci sarà anche l'avvocato Alessio Morosin, fondatore del movimento Indipendenza Veneta, promotore dell'iniziativa politica che chiede appunto di staccarsi da Roma, iniziativa da cui poi è scaturita la norma regionale, di fatto una proposta di legge di iniziativa popolare vergata da Morosin. L'avvocato sostiene con forza che la Corte Costituzionale non sia competente nel giudizio e il motivo è presto detto. L'autodeterminazione dei popoli, dice, si fonda su un diritto internazionale e non nazionale, il quale quindi prevale sulla Costituzione italiana. In caso di sconfitta, aggiunge Morosin, la decisione del movimento è di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il 28 aprile la Corte Costituzionale deciderà se la legge regionale che indice il referendum sull'indipendenza del Veneto è legittima o no, e in quei giorni il Veneto sarà in piena campagna elettorale. Il nuovo governatore sarà scelto infatti il 17 maggio. In poche parole, la Corte darà ragione alla Regione Veneto, che ha approvato la legge, o al governo Renzi, che l'ha impugnata. All'udienza pubblica saranno presenti l'Avvocatura dello Stato, i legali del governatore Zaia, ma anche Indipendenza Veneta, il movimento che ha contribuito a scrivere la legge e che farà una richiesta precisa. La tesi della non competenza della Corte a decidere su un argomento che è il diritto di autodeterminazione, che come sappiamo è diritto internazionale, precostituzionale, e se è pre vuol dire che viene prima. La Corte in base a quali parametri può giudicare di un diritto che viene prima della Carta Costituzionale? La Corte potrebbe dar ragione al Veneto, ma anche bocciare la legge. E quindi ricorreremmo alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Qui si pretenderebbe, bocciando la legge, di impedire ai veneti, al popolo veneto, di potersi esprimere come previsto dall'articolo 21 della Costituzione, la libera manifestazione del pensiero.
In caso di bocciatura comunque, Indipendenza Veneta è pronta a ripartire con la proposta di una nuova legge regionale o a lanciare l'idea di un referendum non ufficiale autogestito dalla regione come è accaduto in Catalogna. Io non sono ottimista, sono molto realista, però sono più battagliero ancora di quanto alcuni credano, per cui non molleremo la presa, perché quando si opera sul piano della legalità interna e internazionale non si deve temere nessuno. A frenare l'ottimismo anche i costi del referendum, che dovrebbe essere a carico dei cittadini, 3 euro per ciascun veneto, 14 milioni in totale. Il sogno sarebbe quello di raccoglierli prima delle elezioni regionali. Il referendum si potrebbe celebrare prima della decisione della consulta, questo è un fatto straordinario.